Buongiorno, benvenuto a Lino Bertin, presidente di ANACI Veneto, l'associazione che raggruppa le principali amministrazioni di condominio. Buongiorno e benvenuto innanzitutto. Buongiorno a lei. Lei solleva una questione che non è da poco, rientro dalle vacanze, per chi in vacanza c'è andato, non tutti hanno avuto questa fortuna, c'è un'amara sorpresa e già lo stiamo vedendo anche senza andare in vacanza, il costo dell'energia che lievita di giorno in giorno, che avrà una ripercussione anche sulle gestioni dei condomini, quindi oltre ad un rincaro delle singole bollette, c'è il rischio che ci sia anche un rincaro della rata condominiale? Sicuramente sì, appunto perché le previsioni per il prossimo anno sono, se noi partiamo dal prezzo che c'è in questo momento del metano, è già triplicato rispetto a quello che è stato il costo medio del metano nell'esercizio scorso. Nell'esercizio scorso la media è stata di 1 euro al metro cubo, oggi abbiamo superato i 3 euro e quindi i preventivi che abbiamo dovuto fare per la stagione prossima, sperando che si calmi, ma partendo comunque dal prezzo di oggi, è chiaro che sono strepitose, quindi abbiamo dovuto aggiungere rate in modo tale che si potesse passare a una rata più debole mensile, perché altrimenti difficilmente le famiglie potrebbero sopportare questi costi. Come pensate di contenere i costi della rata mensile accedendo a delle rateizzazioni oppure ci si dovrà trovare la necessità che l'amministrazione di condominio faccia dei prestiti, accenda dei piccoli mutui? Questo è un po' impossibile fare perché non è che le amministrazioni di condominio possono fare da banca, insomma. Il problema infatti è disastroso, nel senso che si può fare gli accordi, diciamo, con i fornitori, può essere un attimino che non stacchino il metano alla prima fattura non pagata, però ovviamente se dovesse esserci un mancato introito delle spese condominiali, non è che ci siano molte scelte, cioè verrà tagliato direttamente dal fornitore la fornitura di metano. Cioè io vedo grosse difficoltà se i nostri politici non pensano a calmierare i prezzi, perché secondo me è l'unica strada quella di bloccare, di azzerare un po' quelli che sono stati gli ultimi aumenti. Questi aumenti che a mio avviso sono di tipo speculativo nella maggior parte. Aveva già parlato di speculazione già il ministro appena è partita la guerra, dicendo che gli aumenti erano non giustificati. Credo che anche adesso gli aumenti non siano giustificati, e soprattutto pensare che i maggiori introiti che hanno Eni ed Enel con questi aumenti sono entrate che dovrebbero ritornare ai cittadini. Siamo comproprietari di questi enti, quindi gli utili dovrebbero ritornare. Ecco, è inutile che si sente solo parlare, dobbiamo razionalizzare, dobbiamo ridurre. Si può ridurre qualcosa, è ovvio che si potrà ridurre un po' le ore di riscaldamento, si potrà cercare di ridurre al metro cubo l'acqua calda, ridurla di temperatura, ma i risparmi sono ben inferiori a quelli che sono stati gli aumenti strepitosi del costo del metano. Non è Un aumento del possibile. 300, quanto l'avete calcolato Eh, da, da, effettivamente? da Da un, 40 a 300 euro al metro cubo? Più o meno, com'è? da 1 euro la media dell'anno scorso, 3 euro in questo momento, quindi triplicato il costo. Parlando del prezzo di oggi, sperando che non ci siano ulteriori aumenti, perché i preventivi li fai con i preventivi di oggi, perché già le previsioni di alcune settimane fa erano che si arrivasse al 300 verso autunno, invece siamo arrivati in questi giorni, quindi è veramente spaventoso di pensare, insomma. Lei prima faceva riferimento alla speculazione, praticamente si acquisterà del gas che è stato acquistato dalle
dai grandi gruppi ad un prezzo pre-incremento, pre-aumento, ma alla fine questo viene venduto comunque al prezzo di oggi, e quindi è questa un po' la speculazione a cui faceva riferimento lei? Certamente sì, lo sappiamo, lo sanno tutti, ne parlano in sordina, ma è questa è la speculazione quella che ha fatto alzare i prezzi. È chiaro che a livello politico i poteri forti non capisco perché non riescono a bloccare. Insomma, i dividendi dell'Eni sono alla luce del sole, cioè se ci sono dividendi vuol dire che ci sono degli utili che sono saltati fuori così dall'oggi al domani, non sono giustificati dal semplice commercio libero. Insomma, è sì, insomma, una speculazione, non ha altri termini secondo me. E quindi anche le proposte che vengono fatte, adesso che c'è la campagna elettorale, dobbiamo pensare, se si pensa a quelli che potrebbe essere fra qualche anno, bisogna pensare a quello che si deve fare in questi mesi, anche prima di arrivare al nuovo governo. È in questi mesi che bisogna che prendano delle iniziative. Cioè, è un problema sociale. Cioè, io non lo so, quando la gente si accorgerà che non riesce ad arrivare alla fine del mese, che le spese condominiali, se vuole scaldarsi, non ha soldi per scaldarsi, non lo so cosa può succedere. Insomma, veramente io non capisco perché non si voglia pensare a questa situazione. Tra Cioè, l'altro, sì, mi scusi, lei, no, prego. lei delinea quella che può essere la situazione che si può verificare all'interno di un condominio. Famiglie che non riescono a sobbarcare i maggiori oneri nei condomini dove il riscaldamento è centralizzato, quindi non si può neanche fare la scelta, io sto al freddo e un altro si scalda, e c'è il rischio che però, non pagando la bolletta perché ci siano degli insoluti per le spese condominiali, in qualche modo venga staccata l'erogazione del gas a tutto il condominio, creando forti disagi, perché o gli altri condomini si sobbarcano la spesa degli insolventi, oppure veramente, perché magari nei condomini dove il gas è a regime autonomo forse la situazione è più facile? È chiaro, dove è il regime autonomo è ovvio che l'amministratore in quel senso poi non ha nessun titolo e quindi non ha nessuna incidenza. La problematica è soprattutto appunto con dove c'è l'impianto centralizzato, e la maggior parte dei condomini, soprattutto quelli vecchi, sono centralizzati, perché quelli singoli sono stati nuove costruzioni, e sono proprio quelli che consumano, che quindi sono energivori, che non c'è stato sufficientemente la possibilità di fare interventi di efficientamento, con tutte le vicende purtroppo che si è bloccato anche tutto il processo del 110 per appunto far diminuire i consumi, perché effettivamente se fosse stato incentivato in maniera più solida, più concreta, diciamo, senza tutti quegli intoppi che ci sono stati quest'anno, probabilmente ci sarebbero più condomini che avrebbero quantomeno il risparmio garantito del 30-40%, come di fatto lo possiamo sperimentare nei pochi interventi che sono già stati fatti l'anno scorso. Lei parla di pochi interventi per il 110%, eppure noi, girando da una parte all'altra del Veneto, vediamo parecchi palazzi con le impalcature, con tanto di cartello dove si dice i lavori sono in corso per il 110%. È una sensazione, si poteva fare di più, e a questo punto le problematiche sono solo per le unità immobiliari indipendenti, le monofamiliari o le case autonome, oppure qual è la situazione? Perché il 110% in questo momento diventa interconnesso con la problematica dell'aumento dei costi energetici. Sì, certamente. Allora, se vediamo in percentuale, ci sono state parecchie villette che sono state sistemate,
soldi chiama soldi, come si suol dire, cioè le difficoltà ad avere la cessione di credito, che è successo appunto da novembre dell'anno scorso, quando le banche non hanno più accettato i crediti, quindi ci sono una serie di interventi che hanno portato tantissime aziende ad avere il cassetto fiscale sì pieno, ma non hanno liquidità, perché le banche non incamerano nuovi crediti, non hanno la cessione del credito, non accettano la cessione del credito. Quindi la situazione, sì, lei vede, ne vede, ma in percentuale non sono molti. Adesso io la realtà, per esempio, io abito a Belluno e le posso dire che a Belluno condomini se ne sono stati fatti 2 o 3. Sono tutte villette quelle che si vedono in giro, quelle sì sono state fatte e in numero molto alto, ma a livello di condomini la percentuale è molto bassa, anche se anche a livello Veneto, che portavano le altre. E Che percentuale soprattutto di condomini è riuscita ad ottenere questo tipo di agevolazione e perché è stato così difficile per un condominio ottenere l'agevolazione? Perché non si sono riscontrati i requisiti necessari? Perché è stato più facile per le villette? le villette perché, a parte perché per le villette le banche Mm. hanno finanziato con prestito ponte perché mentre nei condomini il prestito ponte era insostenibile ed è insostenibile perché le banche chiedono appunto di avere garanzie totali, quindi l'unica strada per i condomini è quello di poter avere i general contractor che fanno i contratti di appalto. E general contractor ce ne sono stati poi le notizie anche degli ultimi mesi, general contratti diciamo ballerini che hanno creato difficoltà, che hanno creato anche dei disagi e dei ritorni diciamo di fiamma. Le percentuali sono basse, cioè, ripeto, 2 o 3 condomini che sono rivestiti. Ah, ecco, diciamo che tantissimi di quelli che sono stati visti l'anno scorso non erano interventi di efficientamento, ma erano il famoso bonus facciate, quindi sistemazione facciata. Quindi come bonus 110, ripeto, le notizie che abbiamo sono queste, insomma, e soprattutto si è bloccato a partire da gennaio di quest'anno, quindi i cantieri che sono partiti l'anno scorso sono finiti, quelli di quest'anno sono in attesa di sblocco delle cose che hanno inserito poi all'ultimo momento l'Agenzia delle Entrate. Avevano con l'ultimo decreto era stato sbloccato il problema della cessione del credito, ma l'Agenzia delle Entrate ha inserito delle clausole di controllo da parte delle banche e le banche di fatto si rifiutano di accettare i crediti. Questa è la situazione in questo momento, è una situazione di stallo completo, ripeto, nessuno ne parla, ma nessun contratto viene firmato da nessun general contratto in questi mesi. Quindi di fatto è un'agevolazione sulla carta ma non effettiva e non potrà Esatto. dare nessun tipo di aiuto all'aumento del costo energetico, perché è ovvio che non è che i lavori si fanno dalla sera alla mattina, però sapere che io metto un edificio nelle condizioni di avere un risparmio del 30% vuol dire avere una previsione di questo risparmio, se non a breve termine, almeno nel giro di 6 mesi. Esatto. È Come quello che. amministratore di condominio, so che non è che avete molte armi nella vostra faretra, però siete il front office poi alla fine dei condomini, delle persone che vorranno da una parte legittimamente il riscaldamento, che magari si troveranno a non poter pagare le spese condominiali, spesso magari sono persone anziane a cui insomma tagliare e razionare il riscaldamento eticamente non va bene, oppure famiglie con bambini. Non sarà facile per voi gestire questa situazione, come non è facile mai dirimere le vicende legate a
insolvenze di alcuni inquilini, di alcuni condomini, che mi pare che la legge in merito è molto, molto penalizzante: o pagano gli altri condomini oppure si procede con il taglio dell'erogazione dei servizi. Sì, diciamo che c'è stato un intervento appunto recente anche della proprietà edilizia, no, che solleva un ulteriore problema, cioè ci sono coloro che hanno appunto la casa di proprietà, appartamenti di proprietà, e quindi intervengono in prima persona con le spese condominiali. Poi ci sono quelle che sono in affitto, e quindi se l'inquilino non paga, il proprietario che l'ha affittato deve sopperire, deve contribuire. Ecco, quindi anche questo aspetto c'è da aggiungere, diciamo, alla problematica degli inquilini. È chiaro che noi non abbiamo armi, infatti io appunto sono uscito con questo comunicato stampa magari anche in ritardo, ma perché proprio trattando le scorse settimane appunto con i gestori, con chi ci fornisce l'energia, era emerso appunto quello che era il trend di aumento previsto. Ma ripeto, ci ha scavalcato, perché in 2 settimane c'è stato l'aumento che doveva esserci ad ottobre, e quindi già eravamo preoccupati per un aumento del 100%. Se andiamo a finire al 200%, non lo so appunto cosa ci possiamo aspettare, insomma. Mi può ripetere, forse l'ha detto all'inizio della nostra conversazione, l'aumento del costo non solo del riscaldamento, del gas, ma anche dell'energia elettrica, quindi della luce. In un condominio comunque ci sono parti in comune di gestione della luce. Secondo lei che incidenza avranno questi costi, che ancora non si possono quantificare perché, come vediamo, sono altalenanti, lievitano di giorno in giorno, regrediscono, quindi è un po' non a caso c'è la richiesta, no, di un tetto al costo, al prezzo del gas. Secondo lei che incidenza in percentuale si avrà nelle spese condominiali? Un 20%, un 30%, un 15%? Allora, distinguiamo i condomini con impianto centralizzato da quelli che hanno il singolo. Quelli che hanno il singolo, chiaramente, allora l'incidenza sarà solo sull'aumento delle bollette dell'Enel, in cui sì, anche là ci sono aumenti che sono molto più alti del 300%, però diciamo sono cifre più abbordabili, nel senso che, d'accordo, da 1.000 euro andiamo a 3.000, ma se da 100.000 andiamo a 250.000 le spese di riscaldamento di un condominio, ecco che le cifre sono ben diverse, no? E quindi l'incidenza anche sulle spese condominiali è ben diverso, perché nell'impianto centralizzato le spese condominiali relative al riscaldamento è relativo al 70-80% delle spese condominiali complessive. Quindi per chi ha riscaldamento centralizzato si aspetta una stagione davvero preoccupante. Visto che siamo in campagna elettorale, come ANACI avete delle proposte da lanciare ai futuri governanti, proprio in merito anche, non lo so, se a luglio abbiamo ricevuto il bonus bollette di 200 euro, che era una tantum, pensare qualcosa magari ad hoc per i condomini, quelli che hanno riscaldamento centralizzato? Io l'unica strada che vedo è quello di calmierare i prezzi, non ce ne vedo altri, perché i 200 euro sono un'elemosina. Se noi pensiamo a bollette che da 1.000 euro diventano 3.000 come spese condominiali, quindi l'incidenza mensile, i 200 euro fanno ridere, cioè non è pensabile. Cioè, chiaro che è meglio di niente, diciamo così, ma io vedo l'unica strada è quella di bloccare i prezzi, non ce ne sono altre strade, è inutile che ci girino attorno. Ho sentito in questi giorni qualche proposta del genere, e speriamo che vada a buon fine, insomma, perché è inutile dire abbiamo tentato di bloccare, ma dobbiamo bloccare prima come Italia, dopo ci chiederemo anche l'Europa il contributo. Ma non è pensabile, insomma, sono mini contributi, sono l'elemosina, è l'elemosina. È chiaro che piuttosto di niente, meglio piuttosto, però un conto è quando
perché per esempio come il discorso dei rimborsi per chi ha il fotovoltaico viene rimborsato con gli aumenti che ci sono stati in questi mesi per nulla. Anche lì, se uno ha il fotovoltaico, dovrebbe esserci almeno il costo uno a uno, cioè io ti do uno e posso prendere uno, ma no, io ti Invece? do uno. Invece non è così, cioè io ti do uno, ma ti pago il ritorno dell'uno al prezzo che vuoi tu, che è 300-400 in questo momento. Quindi di Quindi fatto si regala l'energia. esatto, si regala energia e quindi se l'energia alternativa non cioè anche quella, far fronte, cioè, incentivare il discorso del fotovoltaico, le comunità energetiche ne hanno parlato, doveva uscire la normativa a giugno, nessuno ne ha più parlato, e la strada è quella, che comunque darà risultati non imminenti, però è una strada futura sicuramente da portare avanti. Poi c'è anche il Ma costo del pellet per chi magari ha adiuvato il sistema di riscaldamento con le stufe a pellet, ora si ritrova che il pellet costa quasi più che il riscaldamento a gas. sì, ma infatti gli aumenti, c'è solo il GPL che è rimasto grosso modo bloccato come il gasolio, quello è ancora a prezzi diciamo abbordabili, nel senso che l'aumento è stato abbastanza limitato. Però appunto chi è singolo è a metano ovviamente. Anche pensare di altre fonti alternative, sì, il pellet chiaramente è andato alle stelle, anche quello come la legna. Ecco, se noi pensiamo poi anche alla diversità di territori, chi è in zona F dove il riscaldamento non ha limiti di ore, quindi devi calmierarlo convincendo la gente a ridurre l'orario. Anche lì non lo so, sai, i costi anche qui sono veramente più alti per le zone pedemontane e montane rispetto alla pianura, che Sì, però è comunque difficile ha prezzi alti. regolamentare con il razionamento perché si basa sulla buona volontà e vediamo che d'inverno anche negli uffici pubblici anziché avere 18 gradi ce ne sono spesso 25. Esatto, anche questo è un altro aspetto, ma voglio dire che nelle zone montane dove comunque la temperatura va sotto lo zero è ovvio che non puoi fare tanto. Chiedere un razionamento. Volevo chiederle un'ultima cosa, come amministratori di condominio, perché ovviamente tutto è in prospettiva di provvedimenti, ma la stagione autunnale, che a questo punto c'è da augurarsi sia mite, la stagione invernale è alle porte. State pensando, magari affrontando con un'assemblea di condominio, la possibilità di fare un fondo cassa per affrontare questa impennata di costi e quindi poter garantire un servizio magari in tempo contenuto per non ritrovarsi a rimanere al freddo, a lavarsi con l'acqua fredda. Sì, è una proposta giusta, però il problema è che se, come ho detto, abbiamo dovuto aumentare il numero delle rate perché altrimenti la rata mensile che era prima diventa troppo onerosa. Pensare di fare un fondo cassa, quindi di creare altre cose aggiuntive, penso che sia difficile. Quindi quello che è importante sarà che tutti capiscano che magari 100 euro in meno, ma che tutti versino subito, che non aspettino come tanti aspettano, no? Che vabbè, ma tanto io pago quando mi sono scaldato, no? Devi pagare subito, anche perché c'è il rischio che vengano chiesti i pagamenti anticipati oppure anche le fatture di fornitura, così ci avevano anticipato anche i fornitori di energia, che loro sono costretti a pagarlo in anticipo. Quindi aspettare, cioè finora c'era una certa flessibilità, lo pagavi il mese dopo, non succede nulla, ma poi se le fatture sono aumentate, ovviamente diventa anche più difficile che il fornitore rimanga fuori per più di un mese, un paio di mesi, insomma, quindi la flessibilità c'è a questo livello. Ma Questi aumenti, al di là di pesare sulla rata condominiale,
proprio perché non si può fare a meno del riscaldamento, rischiano di bloccare tutti gli altri interventi, magari necessari nei condomini. Penso alla manutenzione ordinaria, non sto parlando di manutenzione straordinaria. Beh, sicuramente questo è ovvio, diventa prioritario la fornitura dell'energia, questo sicuramente. È chiaro, se saranno appunto gli interventi che sono finanziati, allora il discorso è diverso, ma quelli appunto anche di manutenzione straordinaria veramente si saltano sicuramente, questo è inevitabile. Bene, io la ringrazio, è stato molto, molto chiaro, quindi un messaggio, una comunicazione, anche un risottolineare, riporre l'accento su un tema che credo tutti stanno in questo momento evidenziando, dagli operatori turistici agli imprenditori, qualsiasi realtà. Del resto senza energia tutta l'economia si blocca, e anche la vita. Quindi ringrazio Lino Bertine, presidente di ANACI Veneto. Grazie e arrivederci.